problemi dobbiamo risolvere? Perché io sento veramente tante sciocchezze, sento e leggo tante sciocchezze, ma mi spiegate i problemi che deve risolvere il Napoli quali sono? Perché siamo campioni d'Italia, abbiamo fatto un mercato intelligente e anche, più che ottimo dal mio punto di vista allungando la rosa. Siamo tra le squadre favorite per il prossimo anno e che comunque possono giocarsela fino alla fine, ma volesse capì, ma quali problemi amma risolvere? Non lo so, Fernà, cioè, aiutami Vuoi pure tu, perché non sto n capendo. ne vuoi leggere un altro? Sempre di Vai, Mario vai. Sia. Ah, pure! Ma Eh, secondo me voi vivete nel mondo proprio del Mourinho. io impazzisco, ma guarda che io prima Non uhm, capisco soprattutto, io non ma guarda capisco. che io prima non mi ricordo chi è che me l'ha scritto, perché già me l'avevano scritto in chat questa cosa, e io ho detto: cioè Lukaku è un giocatore che l'anno scorso, pur allenandosi da solo, perché Lukaku viene da 2 stagioni che si è allenato da solo, è arrivato a Napoli senza fare la preparazione co' Conte. È andato in doppia cifra sia di gol che di assist, quindi segna e fa segnare. T'ha fatto vincere uno scudetto? Cioè, ma io non capisco perché tutto quest'odio nei confronti di Lukaku, onestamente. Cioè, ma chi avesse un po' fosse Lukaku?